Gli alunni dell'Istituto Anna Frank di Agrigento, diretto dal DS Alfio Russo, stamani hanno effettuato un corteo silenzioso, il cammino della memoria, che dalla sede della scuola si è recato in piazza Cavour, dove si è svolto un flash mob, un'azione dimostrativa e collettiva intitolata Libertà e Rinascita, quindi a seguire l'esecuzione della canzone della vita è bella, togliendosi la maglietta nera indossata lungo il corteo come atto simbolico di rinascita. Presenti anche il sindaco della città Miccichè, che ha portato il saluto dell'amministrazione agli alunni presenti, insieme al dirigente scolastico dell'Istituto Anna Frank, Alfio Russo. Abbiamo voluto dare un segno visivo, tangibile, con questa piazza che adesso si riempie di colore, perché i ragazzi hanno tolto la loro maglietta, con questa azione dimostrativa per ricordare la necessità di non dimenticare e quindi fare in modo che il messaggio che ci arriva purtroppo dagli orrori e dalla tragedia della Shoah rimanga vivo anche nella loro mente e siano consapevoli che certi errori del passato non si devono ripetere. Il giorno della memoria e proprio i ragazzi sono la nostra classe futura dirigente, proprio far capire loro cosa vuol dire il giorno della memoria, far conoscere loro l'Olocausto, far capire quello che è successo negli anni 40 nella nostra Europa. Il clima lo ha permesso, c'è una grande partecipazione. Io ringrazio il preside, il dirigente Alfio Russo, ringrazio anche tutti i docenti che hanno contribuito per la riuscita di questa importante manifestazione. Vedo che è sentita molto dai ragazzi e la partecipazione è ampia.